Nuova ondata di maltempo, piogge che hanno interessato un territorio già inzuppato d'acqua, tanto da causare smottamenti in montagna, in colline e qualche allagamento. Lavori su alcune strade della provincia di Vicenza per ripristinare la situazione. Nessuna resta chiusa, ma ci sono piccoli restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati, operatori in attività per ripulire le strade da sassi e detriti e mettere in sicurezza i versanti e le sponde dei torrenti e permettere così il transito delle strade provinciali. Nessuna strada provinciale che rientra nella nostra gestione è chiusa, ma si hanno soltanto piccoli restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati. In sostanza gli interventi consistono nella pulitura delle strade da sassi e detriti, nel mettere in sicurezza i versanti e le sponde dei torrenti. Tra le più colpite la SP31 Val di Chiampo, nel comune di Chiampo, in località Arso, in cui è in corso un intervento di messa in sicurezza in collaborazione con il Genio Civile lungo le sponde del torrente. La SP del Tretto a Schio per la rimozione di detriti anche di dimensioni importanti che hanno invaso la carreggiata. La SP 247 a Nanto, dove le attività si sono concentrate per la sistemazione di un cedimento arginale. La SP 72 Fratellanza, monitorata per un cedimento stradale, e infine la SP 246 Torre Belvicino, località Fonte Margherita, in cui è stato necessario restringere la carreggiata per un cedimento stradale. Qui in località Fonte Margherita si è verificato un fenomeno franoso abbastanza importante che ha comportato il restringimento della carreggiata. Anche qui però la strada non è chiusa, ma è stato realizzato un senso unico alternato. Resta aperto il Cocca a Vicenza, monitorati i fiumi, anche se non si sono registrate particolari criticità. Alla luce del nuovo bollettino della Regione del Veneto, la situazione meteorologica sembra in stato di miglioramento. L'attenzione comunque rimane alta, il COC rimane aperto, stiamo ovviamente tenendo monitorata le condizioni meteo, ma anche il livello dei fiumi. Non abbiamo particolari criticità né sul Bretone né sul Bacchiglione.